Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Aperte rampe provvisorie per il collegamento ciclabile tra Riva Ligure e Taggia, interrotto dall'autunno scorso per la realizzazione del nuovo ponte a campata unica, che entro la prossima estate garantirà sia la messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina, sia il proseguimento naturale della pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori. È stato inaugurato all'interno del Centro per l'Impiego di Ventimiglia il nuovo angolo transfrontaliero della Regione Liguria, uno sportello dedicato alla ricerca di lavoro oltre confine, pensato per offrire supporto a chi intende cogliere opportunità professionali nei territori limitrofi. È stato inaugurato a Campo Rosso il rinnovato complesso polisportivo intercomunale Senatore Raul Zaccari, oggetto del primo lotto di interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma, investimento complessivo di 632.000 euro. È partito in provincia di Savona con TPL Linea il nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale Liguria Go. L'obiettivo è quello di rendere più facile e immediato l'accesso al trasporto pubblico locale in tutto il territorio ligure. È partito il percorso formativo per aiutare aziende e uffici pubblici a districarsi tra i nuovi obblighi e le opportunità dell'economia circolare. 5 incontri si svolgeranno online, mentre la giornata conclusiva del 28 aprile si terrà in presenza a Genova, presso la sede della Camera di Commercio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.